Il tasso record di disoccupazione giovanile in Italia, 43%. Il futuro secondo la generazione prossima alla maturità. Le scelte dopo la scuola. Gli interventi al microfono del videogiornale. Dario Piparo. Cifra quasi tonda. Al febbraio 2014 in Italia quasi un giovane su due è disoccupato. Per giovane intendiamo la fascia d'età che svaria dai 15 ai 24 anni e per quasi intendiamo il 42,3%, un dato mai così elevato da quando l'Istat lo rileva, mensilmente o trimestralmente, dal 1977. Parlando in cifre, 3.307.000 persone cercano lavoro, 8.000 in più rispetto a gennaio. Secondo un articolo del Fatto Quotidiano il trend è in aumento per gli uomini, ma è leggermente diminuito per le donne, con l'1,4% in meno di disoccupate. Torniamo alla fascia d'età considerata. Parliamo di giovani tra i 15 e i 24 anni. In effetti potrebbe distorcere il senso della statistica, visto che la ricerca vera e propria dell'occupazione segue una fascia almeno tendente, dai 18 anni a salire. Ma l'Istat comunque individua a 678.000 il numero di giovani che cercano attivamente lavoro. Noi siamo stati al liceo classico Empedocle di Agrigento, dove abbiamo intervistato alcuni ragazzi del terzo anno, che per il classico è quello del diploma. Qualcuno ha già le idee chiare per il futuro, qualcun altro invece meno. Penso di scegliere giurisprudenza, la sede ancora non è certa, però per quanto riguarda il percorso penso sia quello, sono indirizzato lì. Come mai? Perché? Perché ho capito che non sono un tipo da medicina, un tipo da cose matematiche, mi piace più... Non lo so, mi sento attratto dalla giurisprudenza rispetto alle altre materie. Adesso sinceramente non so quale sarà la facoltà che sceglierò, sono indeciso perché non si sa quali sono le prospettive per il futuro, il lavoro, purtroppo manca il lavoro e quindi scegliere le facoltà in questo momento è difficile. Io ho le idee abbastanza chiare e penso di intraprendere il percorso della giurisprudenza. Già qua al liceo classico Empedocle abbiamo affrontato un primo approccio con le materie economiche e politiche e di diritto e quindi credo che sono abbastanza portato per questa materia e affronterò gli studi giuridici. Direi di sì, perché ho sempre avuto le idee abbastanza chiare, perché vorrei intraprendere la carriera diplomatica e dunque voglio iscrivermi in mediazione linguistica e poi prendere un master all'estero in diplomazia. Facoltà di medicina e chirurgia. Come mai? Perché il futuro è più indirizzato in quel campo, nel campo scientifico, più che letterale o... Nonostante la scelta del liceo classico? Sì. Per rendere il campo d'analisi più vicino al nostro territorio abbiamo provato a chiedere dove si vedranno i nostri intervistati tra qualche anno, se nelle zone limitrofe o se invece più distanti. Penso di uscire al di fuori della Sicilia, anche perché qui vorrei continuare la tradizione familiare che abbiamo alle spalle nella mia famiglia. Come vedi il tuo futuro da qui ai prossimi 5-6 anni? Beh, penso che sarà difficile, però credo che ce la metterò tutta. E dove lo vedi? Sempre qui all'interno di Agrigento. No, fuori, a nord. Qui dalla Sicilia voglio scappare. Ti spaventa anche un po' uscire da casa, l'idea di affrontare una nuova vita o comunque invece ha il suo lato assolutamente eccitante? Questo sì, tutte e due. Spaventa, però il suo lato comunque positivo di andare a fare una nuova esperienza. Sicuramente fuori, ma anche fuori dalla Sicilia, non soltanto da Agrigento. Vedi il tuo futuro nei confini del nostro territorio oppure sempre più distante? Purtroppo no, ma per due motivi. Uno perché comunque sono un'esterofila e poi perché i dati rilevano che comunque è quasi impossibile trovare lavoro in Italia oggi.